La mia squadra è una squadra fatta di giocatori che hanno le idee ben chiare e di conseguenza sanno dove vogliono arrivare e sanno come fare. È normale che gli episodi condizionano, così come è successo sabato, perché l'espulsione ha cambiato completamente la partita, una partita dove Sassuolo la stava dirigendo e comandando con grandissima personalità e con grandissima autorità. Purtroppo, come ho detto prima, gli episodi favorevoli ti danno una mano e quelli negativi invece la mano te la tolgono. In questo caso è proprio stato un fallo di mano a toglierci la possibilità di poterci giocare e di continuare a mantenere quella prestazione che la squadra stava facendo. Ma assolutamente no, sono cose queste che accadono, che succedono. Abbiamo dei giocatori in rosa che possono comunque ricoprire determinati ruoli e di conseguenza non c'è né rimpianti né amarezze, neanche demoralizzazione per quello che è successo. Noi siamo pagati per cercare di offrire il meglio e così anche sabato cercheremo di far scendere in campo la giusta formazione con i giocatori migliori sia psicologicamente che fisicamente per poter affrontare un avversario di primissimo ordine. Simone secondo me sta facendo delle buone prestazioni, forse gli manca il guizzo negli ultimi 20 minuti, gli ultimi 20 metri, scusate, gli ultimi 20 metri, però forse ci sta, non è facile abbandonare una realtà dove lui è nato e cresciuto e entrare a far parte di un contesto, di un gruppo che è forte dal punto di vista dello spogliatoio già dal mese di luglio. Infatti i nuovi arrivati qualche problema lo hanno incontrato e fanno fatica magari anche ad adeguarsi al mio metodo di lavoro, ma questo è normale, ci sta, nessuno si aspettava da Missiroli di farci vincere da solo le partite, è un giocatore bravo, giovane, ambizioso e noi per quello abbiamo cercato di prenderlo perché questa è la nuova filosofia della società, non più investimenti, anzi spese fatte su giocatori oltre 30 anni, ma soprattutto investimenti, quindi cercare di acquisire dei giocatori giovani, magari anche già maturi, perché quando un ragazzo ha 24-25 anni è già maturo, per cercare di far sì che questo investimento possa magari portare qualcosa di buono sia dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista aziendale. Giustamente adesso può essere considerato a pieno regime, è un ragazzo che arrivava da 6 mesi più i 2 di vacanze, fa 8 di inattività completa e di conseguenza per me è un giocatore molto importante perché noi l'abbiamo voluto, io per primo, so quali sono le sue qualità ma so anche quali sono le sue caratteristiche, quindi bisognava stare attenti a non creare dei problemi fisici ulteriori. Abbiamo in 60 giorni cercato di metterlo in condizione per poter iniziare a fare delle partite e così è stato fatto. Lui lo sapeva che il 2 di marzo era la data dove iniziava il suo campionato, io ho mantenuto quella promessa fatta il 27 di dicembre grazie anche alla sua grandissima disponibilità perché ha lavorato sodo per questi 2 mesi. Per me Rismo non è un caso, per me quei giocatori che fanno fatica ad accettare la filosofia del nuovo corso del Sassuolo è un problema che riguarda più loro che sottoscritto. Io comunque ho una squadra sempre che va in campo perché ho dei giocatori con molti più anni di Richmond che hanno sposato pieno questa filosofia, che è una filosofia ad oggi che ha portato dei grandi risultati e quindi è uno sport di squadra e da squadra bisogna giocare. Ma io non sono mai stato lontano a Richmond, assolutamente. I miei consigli continuano ad arrivare, le mie indicazioni continuano ad arrivare, quindi il caso lo avete aperto voi ed è un caso vostro. Con noi ha giocato le prime 7 partite di campionato, poi ha giocato molto poco e quindi è un problema il suo che non è stato un problema della squadra in questi lunghissimi mesi. Mi ricordo le sue buone prestazioni all'inizio dell'anno, ma forse per un giovane è più facile perché magari assorbe di più i carichi di lavoro. Poi quando una volta le cose si sono un po' così equilibrate, magari lui ha fatto un pochettino più fatica. È vero anche quello che ho letto sui giornali che probabilmente anche tante voci lo hanno portato già con la testa già in altri lidi e probabilmente questo lo porta ad avere qualche problema suo.
Però ripeto, per me non è un problema, perché io comunque ho sempre trovato giocatori che sono scesi in campo, ripeto, la squadra dopo la settima e l'ottava partita ha comunque fatto punti, e dall'ottava partita oggi, che è la 28esima, 29esima che dobbiamo da affrontare, ha fatto tanti punti, quindi è un gioco di squadra, quindi non è un gioco individuale, quindi per me il ragazzo non è un problema, non è mai stato, tranne in un'occasione che io sono stato il primo a denunciarvelo, ma solo in quell'occasione, tutto il resto sono tutte scelte tecniche. Non dovrebbe far notizia le 3 vittorie nelle 4 gare della Sampdoria, perché è una squadra sicuramente con delle potenzialità elevatissime sopra tutte le altre squadre. Ha vissuto molti mesi di crisi, però il tempo per rifarci c'è, no? Addirittura io mi ricordo l'anno scorso Dal Canto che subentrò, se non mi sbaglio, il 17 o il 18 di marzo, e da lì in poi giocavano 13 partite, giusto il Padova, e dalla zona play-out passò alla zona play-off, quindi tempo per recuperare ce n'è per tutti, ce n'è per il Sassuolo se vogliamo farlo recuperare, e ce n'è per la Sampdoria, ce n'è per tutti, addirittura ancora per tante altre squadre che sono un po' più in basso. 2 anni bellissimi che mi hanno portato tanti successi che io condivido sempre con tanti ragazzi che ho avuto, ma soprattutto con la società, perché non c'è allenatore bravo se dietro non c'è una società che sa investire bene, che sa stare vicino al suo allenatore e che aiuta l'allenatore ad avere ancora più credibilità all'interno di una squadra. Quindi sono anni molto belli che ricordo molto bene, oltretutto poi dove la maglia della Sampdoria sia la più bella d'Italia, perché chi non è simpatizzante della Sampdoria solo per quei colori, e quindi sono 2 anni che ricordo molto bene.